Motori erano oltre 120 piloti presenti domenica sulla spiaggia di Lignano per il primo appuntamento con l'Enduro Beach Training organizzato dal Motoclub Sabbiadoro, presente anche il 3 volte campione europeo di Enduro Maurizio Micheluz. Sì, adesso è l'inizio della preparazione, almeno per quello che mi riguarda. Queste occasioni di poter girare sulla spiaggia sono veramente occasioni da non perdere, perché ora che il terreno comunque comincia a essere un po' gelato, qui sulla spiaggia si può allenare molto bene. Sono delle belle manifestazioni perché danno la possibilità a tutti di girare in terreni che normalmente sono proibiti e quindi anche la federazione è da ringraziare perché dà l'opportunità di creare questi eventi. Complimenti anche al Motoclub Sabbiadoro che comunque si mettono il loro impegno. Che riscontro puoi avere per la tua prossima stagione anche da un allenamento in spiaggia? Beh, direi molto buono perché comunque l'allenamento sulla sabbia è una cosa un po' specifica, si imparano certe tecniche che possono ritornare utili in varie situazioni, quindi un bel allenamento. La tua Suzuki come sta reagendo sulla sabbia? Beh, direi bene, malgrado sia una di piccola cilindrata va molto bene. Ecco, prossimo anno una rincorsa anche al mondiale per riconfermare quanto di buono ha fatto vedere come il podio in Grecia. Sì, diciamo che ancora i programmi sono in fase di definizione, stiamo un po' vedendo i budget per la stagione che viene e in linea di massima dovrei ripetere quella di quest'anno, ecco. E comunque si è chiusa con degli ottimi risultati, resta un po' l'amaro in bocca per quel che riguarda il campionato italiano, ma l'obiettivo immagino sia quello quest'anno. Beh, direi di sì, figurare bene in tutti i campionati è molto difficile, comunque l'italiano resta una delle priorità principali come l'europeo e fare qualche buona gara anche al mondiale. Assessore allo sport del comune di Lignano, anche fuori stagione ci sono delle belle opportunità per i motori in spiaggia. Sì, grazie al Motoclub Sabbiadoro da anni ormai riusciamo ad avere questa opportunità non solo per i nostri piloti ma per chiunque voglia iscriversi che viene anche da fuori regione e come vi hanno già confermato vengono anche dalle nazioni vicine, Slovenia, Austria. Questo è qualcosa in più che riesce a regalare Lignano con un'adeguata preparazione e soprattutto merito a un'associazione che negli anni si sta consolidando e con cui stiamo lavorando anche per fare qualcosa di un po' più importante nel futuro. Questi sono degli allenamenti fondamentalmente, ma c'è anche l'auspicio di fare qualche competizione. Adesso vedremo nell'andare degli anni se riusciamo a coordinare assieme anche alla federazione un evento importante. E poi Lignano non si ferma anche in questo periodo invernale importante, un indotto che comunque continua con in questo caso l'enduro. Sì, la presenza dei piloti e delle loro famiglie chiaramente da un punto di vista anche commerciale, meramente commerciale, può essere anche interessante. Per quanto mi riguarda a livello sportivo è più importante perché mantiene una tradizione di moto sulla sabbia, ma non solo, perché contemporaneamente mi permetto anche di ricordare ci sono altri avvenimenti sia all'interno di Jet Tour. Abbiamo avuto una gara di apnea nazionale l'altro weekend dentro la piscina, una gara di judo nazionale sempre under 20, per cui lo sport a Lignano c'è tutto l'anno